Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, per la rubrica Crea la tua cooperativa, in quanti dobbiamo essere per costituire una cooperativa? A Ramuscello il primo vino vegano certificato del Friuli Venezia Giulia. La cooperativa idroelettrica SECAB riqualifica le proprie centraline. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. È con piacere e con orgoglio che posso dire che l'Istituto di Vigilanza e Sorveglianza Diurna Notturna nasce nel 1945, è una delle più antiche quindi del territorio nazionale e con orgoglio posso dire che è una delle più grandi della regione Friuli Venezia Giulia. Contiamo circa 250 dipendenti, operiamo da allora all'interno delle strutture portuali, allora magazzini generali storicamente, oggi ente porto, autorità portuale. Operiamo con l'articolo 134 del TUPS che prevede gli istituti di vigilanza, quindi guardie giurate armate. Siamo nel mercato di Trieste, Gorizia e Udine per il nostro settore. Le nostre attività sono quelle previste dal TUPS, quindi piantonamenti, servizi ispettivi, impianti, progettazione impianti di qualsiasi tipo di sistema di anti-intrusione di videosorveglianza, come ho già detto in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Possiamo dire che la nostra specificità è quella delle strutture portuali, perché nasciamo all'interno del porto e siamo maturati in questa specialità e possiamo dire che in tutto il territorio nazionale è l'unico istituto di vigilanza in grado di poter dare un servizio di security all'interno delle strutture portuali. Dopo i fatti che sono successi l'11 settembre del 2001 che tutti noi conosciamo, ci siamo specializzati in particolar modo in quel settore lì. Con grande orgoglio posso dire che controlliamo dal punto di vista della security tutto l'Alto Adriatico, da San Giorgio di Nogaro fino alla piattaforma logistica di Muggia, in particolar modo con il servizio di security, quindi è un particolare servizio che richiede una certa professionalità da parte delle guardie giurate attraverso dei corsi di specializzazione, il cosiddetto decreto ministeriale 154 che è stato recepito dalla Comunità Europea e poi dalla nazione Italia facente parte della Comunità Europea è denominato il decreto ministeriale 154. Questo ci permette di poter lavorare in materia di security. In poche parole, sostanzialmente qual è la nostra attività? La nostra attività è quella di controllare il bene pubblico e privato attraverso varie forme, che sono il piantonamento, le ispezioni notturne attraverso mezzi e attraverso macchine, controllo attraverso videosorveglianza, tutto dirottato alla nostra centrale operativa che custodisce, segue tutte quelle che sono le attività lavorative delle guardie giurate. Ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante, è da allora, parlo dal 1960-70 che noi aderiamo al mondo delle cooperative, un mondo in cui c'è una forte aggregazione, una grande aggregazione nazionale dal quale ho ricevuto e ho dato tutto quello che è stato possibile in termini di collaborazione. La cantina produttori di Ramuscello in provincia di Pordenone è la prima struttura enologica del Friuli Venezia Giulia a ricevere la certificazione di vino vegano.
Infatti con la vendemmia 2021 è iniziata per i soci della cooperativa di Ramuscello di Sesto Arreghena la produzione su larga scala del vino vegano, con oltre 5.400 ettolitri per 7 tipologie differenti. Per ottenere la particolare certificazione la cantina e i suoi soci devono ottemperare a un rigido protocollo elaborato al fine di evitare qualsiasi contaminazione con prodotti di origine animale e i relativi derivati. La cantina produttori di Ramuscello è una cooperativa vitivinicola nata nel 1959 che, oggi, riunisce 150 soci con 800 ettari di vigneti specializzati ubicati principalmente nella provincia di Pordenone. Il fatturato del 2021 si avvicina al valore dei 10 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra sull'anno precedente. La cooperativa idroelettrica SECAB ha in programma diversi investimenti per l'ammodernamento e la riqualificazione delle proprie centraline idroelettriche, necessarie alla produzione di energia rinnovabile, oltre 10 i milioni di euro stanziati. SECAB serve 170 km² di territorio, coprendo complessivamente l'area appartenente ai comuni di Paluzza, Repoligo Sullo, Cercivento, Ravascleto e Suprio. Sono circa 5.500 le utenze collegate e l'energia viene prodotta da 6 centrali idroelettriche. La cooperativa, il cui bilancio 2020 si è concretizzato con un utile di oltre mezzo milione di euro, dà lavoro a 23 dipendenti e può contare sul sostegno di 2.700 soci. Le centrali idroelettriche sono state il nucleo originario dell'impegno industriale di SECAB e ancora oggi ne rappresentano il core business. Gli impianti idroelettrici hanno una potenza installata complessiva di 10,8 MW e generano circa 44.000 MWh all'anno di energia pulita. Questa produzione copre totalmente il fabbisogno annuo di energia elettrica del territorio con un surplus di 24.000 MWh. Ciò evita la combustione di oltre 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio e quindi l'emissione in atmosfera di 26.000 tonnellate di anidride carbonica. La cooperativa a sorveglianza diurna e notturna è composta da circa 250 di personale, tra cui guardie giurate armate e addetti non armati. No? Allora, il fulcro della cooperativa è qui la centrale operativa, di cui si occupa del coordinamento di tutte le guardie e gli addetti in servizio nel territorio sia di Trieste che della regione. Il personale in pratica, in sostanza, controlla tutte le varie tipologie di servizio che noi offriamo ai nostri clienti, quindi che va dal piantonamento, dal pattugliamento, dai controlli da remoto tramite i sistemi di videosorveglianza, l'intervento in caso di un probabile furto che può avvenire nelle varie abitazioni, nei vari magazzini, insomma tutti i clienti che fanno parte della sorveglianza diurna notturna. In particolare siamo specializzati nella port security. Nel 2009 è uscito un decreto ministeriale 154 in cui è previsto che in quegli ambiti specifici di navi passeggeri, come ad esempio la stazione marittima, che credo tutta la cittadinanza di Trieste è a conoscenza, operino guardie giurate. Ma non le classiche guardie giurate che devono avere ovviamente il decreto, ma devono essere specializzate, devono fare un corso di 40 ore con un ente certificato e devono passare un esame della commissione nominata dal prefetto, in cui fanno parte le varie autorità. Passando questo esame hanno un titolo, appunto il decreto ministeriale 154, che consente loro di operare alla stazione marittima o ai termini, per esempio adesso siamo Falcone, anche ci sono le navi da crociera. No? E la nostra formazione nel tempo è sempre migliorata, ci siamo adeguati ai corsi di primo soccorso, antincendio, ovviamente i corsi obbligatori, e tutto questo ha fatto modo che noi crescessimo come guardie giurate, come addetti, con tutto il personale della sorveglianza di un'auto, specialmente negli ultimi 10 anni. Questo ha fatto sì anche che ci siamo certificati ad altre norme. La obbligatoria è la 9001 sulla qualità, sulla soddisfazione del cliente, poi è venuta obbligatoria anche il 10891, una certificazione per gli istituti di vigilanza. Noi abbiamo ritenuto opportuno di migliorare la nostra formazione, ci siamo certificati anche per l'ambiente, la 14001, e per la sicurezza e salute sul posto di lavoro. E l'altro anno ci siamo certificati alla SA 8000, che è la responsabilità sociale per gli addetti.
La formazione continua sia per i nostri sia soci che per dare la soddisfazione al cliente e per professionalizzare i nostri operatori. Dal novembre 1991, anno del riconoscimento legislativo della Legge Nazionale sulla Cooperazione Sociale, sono passati 30 anni, vissuti intensamente dalle tante imprese del nostro territorio. Oggi facciamo il punto della situazione con il presidente regionale di Federsolidarietà, Luca Fontana. Presidente Fontana, sono passati 30 anni praticamente dall'approvazione della legge nazionale che riconosce la cooperazione sociale. E se parliamo di Friuli Venezia Giulia e del ruolo della cooperazione sociale nel welfare, qual è la situazione? La cooperazione sociale in Friuli Venezia Giulia è cresciuta in termini di numero di cooperative. Delle 202 cooperative pre-pandemia, 168 sono di Confcooperative Federsolidarietà. Sono impegnati 7.600 soci lavoratori e abbiamo un fatturato complessivo di 256 milioni. Mi sembrano dei dati assolutamente importanti che indicano la penetrazione nelle diverse attività del nostro territorio. Da qui possiamo dire, ma cosa fanno queste cooperative? Dove le troviamo? Le troviamo di fatto in moltissime attività. Faccio un esempio per essere chiaro. Circa 2.000 bambini in questa regione annualmente sono seguiti da cooperative sociali all'interno degli asili gestiti direttamente o asili dati in gestione dall'ente pubblico. Allora è un dato assolutamente importante. All'interno di questi percorsi poi mi preme sottolineare come le professionalità sono cresciute. Tutti gli operatori hanno avuto modo di formarsi, ma la cooperazione sociale ha anche assunto operatori con titoli di studio importanti. Un ruolo di rilievo dunque, da come lei lo descrive, però di cosa c'è bisogno? Ecco, da qui in avanti si può crescere ancora? Quali sono gli spazi per che la cooperazione sociale rimanga centrale all'interno del welfare regionale? Credo di sì. È chiaro che un ragionamento va fatto in post pandemia, i dati erano in pre-pandemia. Le dinamiche stanno cambiando, i bisogni stanno cambiando, la coscienza di ciascuno di noi sta cambiando, intesa come sostenibilità delle nostre azioni. Allora la cooperazione sociale ha ancora una volta, come all'inizio, l'onere ma anche l'onore di essere innovativa, di trovare, di rafforzare i servizi che già stiamo facendo, di trovare nuove modalità per rispondere ai nuovi bisogni. Abbiamo anche il dovere di continuare la professionalità, la crescita delle professionalità sia all'interno degli operatori ma anche a livello manageriale. Questo vuol dire anche migliorare, in qualche modo professionalizzare ulteriormente il rapporto con la pubblica amministrazione, che mi pare importante perché voi gestite dei servizi in nome e per conto molto spesso della collettività, diciamo, no? Quindi qui cosa bisogna fare? Bisogna riprendere lo spirito iniziale. 30 anni fa la cooperazione sociale assieme all'ente pubblico ha dato delle risposte. Lì eravamo in un momento di condivisione, eravamo assieme. Poi all'interno di questi 30 anni purtroppo siamo divenuti meri fornitori di servizi che rispondono a dei capitolati talmente specifici per cui la cooperazione non ha la capacità, non ha la possibilità di trovare ulteriori risposte. Dobbiamo rimettere al centro le persone, dobbiamo rimettere al centro i problemi e ricreare quella coprogettazione, quella voglia di fare le cose insieme a livello paritario. Non c'è un io o un tu, c'è un noi. La cooperazione sociale lo ha dimostrato soprattutto in fase pandemica, che c'è un noi e che assieme dobbiamo trovare delle risposte. Elementi burocratici ci sono, ci saranno, le complessità saranno senz'altro, ma la crescita professionale di tipo amministrativo della cooperazione sociale, ma anche degli enti pubblici, è tale per cui io credo che in futuro dovremmo mettere in campo nuovi strumenti. Mi pare che ci sia in campo anche una riforma del terzo settore, il settore dove in qualche modo la cooperazione sociale è inserita. Che tempi, che prospettive, è un buon percorso?
Noi abbiamo recepito la legge nazionale, ci stiamo adeguando, ci siamo adeguati, anche se poi sulla cooperazione sociale ci sono state poche le modifiche. La nostra regione sta recependo la legge con i nuovi regolamenti, stiamo lavorando assieme alla regione e ai funzionari per costruire un regolamento che sia il migliore possibile. Devo dire che questo percorso lo ritengo estremamente positivo. Lo ritengo positivo perché ci sentiamo corresponsabili di una costruzione di nuove regole, di nuovi strumenti. Ecco, mi preme sottolineare questo termine, corresponsabili. Noi non andiamo a chiedere alla regione col cappello in mano soldi, di avere spazi specifici, noi chiediamo di essere corresponsabili nella costruzione di questo welfare e di questa regione. In conclusione di questo dialogo credo che non possiamo esimerci, Presidente, da riassumere brevemente quali sono le conseguenze della pandemia su questo importante lavoro di vicinanza alle comunità che voi state svolgendo. Ecco, come dicevo già prima, durante la pandemia noi siamo stati vicini alle persone in qualsiasi modo, sfidando a volte anche delle norme, ma abbiamo voluto essere vicini, ci siamo assunti le responsabilità per far sì che a nessuno venisse meno la richiesta. È chiaro che è stato un impatto importante. Prima davo dei numeri pre-pandemici, ci aspettiamo dei numeri minori post-pandemia, nel senso che molte cooperative purtroppo non ce la faranno. Noi ci auguriamo di sì, ma i tempi sono particolarmente complessi. Abbiamo avuto dei settori classici come le pulizie che hanno risentito ben poco, abbiamo avuto dei settori, degli inserimenti lavorativi con delle attività di tipo commerciale che come qualsiasi altra attività commerciale ci hanno rimesso. Abbiamo tutti i settori di tipo A che abbiamo avuto delle perdite rispetto ovviamente ai costi di gestione sui quali su alcuni settori, soprattutto in relazione all'ente pubblico, abbiamo trovato delle mediazioni, mi riferisco soprattutto con la regione e in parte con alcuni comuni, mentre con altri enti pubblici non abbiamo trovato mediazioni e tutti i costi sono ricaduti sulle cooperative. Ci aspettiamo che in futuro, in questi giorni stiamo lavorando già in maniera importante, si possa ritornare quantomeno a un equilibrio operativo. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa Pescatori Megaride nasce praticamente dal disgregamento della cooperativa grande che c'era giù in marina. Da lì, da quello sfaldamento praticamente si sono formate tante piccole cooperative, tra cui la nostra. Siamo attivi già dal 2001-2002 e prima avevamo saccaleve, tutto, poi la pesca con le saccaleve, con le lampare è andata via spegnendosi e quindi abbiamo praticamente solo piccole barche che fanno la pesca costiera, orate, sogliole, tutti questi pesci qua. I soci praticamente si alternano anche venendo qui a dare una mano con il nostro punto vendita che viene gestito da me e dai soci praticamente ed è un punto vendita praticamente diciamo per il popolo perché abbiamo i prodotti nostri e integriamo anche altri prodotti, ma la maggior parte è tutto un prodotto locale a un prezzo possibilmente accessibile per tutti. La situazione della pesca è stabile, possiamo dire che è a periodi, però riusciamo praticamente a dare un sostegno ai nostri soci, almeno con un minimo, alternandoli sia con la pesca che qua. La nostra cooperativa è formata da 4 barche che fanno una pesca locale costiera,
Abbiamo la prelazione sul pescato praticamente che portiamo qua nel nostro punto vendita di via Battisti. E è inutile dire che siamo anche su una pagina Facebook, insomma, perché cerchiamo di dare un sostegno a tutti, specialmente nel periodo di lockdown. Abbiamo effettuato, a parte tutte le consegne, ma ci siamo sempre mantenuti con dei costi bassi per tutti. Praticamente siamo una pescheria che per un ceto sociale abbastanza operaio, anche se il nostro prodotto è di qualità, logicamente. Il punto vendita è aperto dalle 8 all'1. Praticamente noi diciamo che non abbiamo orario perché finiamo qua, poi si va sulle barche. A volte dobbiamo andare di sera oppure di notte a Grignano oppure a Tiziana a prendere i pesci per portarli al mercato. Non ci sono orari, l'orario è solo per il punto vendita, che è dalle 8 all'1. E dobbiamo dire che la vendita va abbastanza bene perché abbiamo dei prezzi molto contenuti, anche perché abbiamo delle agevolazioni come pesca e quindi possiamo permetterci anche di vendere a un costo minore. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. In quanti dobbiamo essere per costituire una cooperativa? La legge prevede un numero minimo, il numero minimo è 3, bisogna essere almeno in 3 soggetti persone fisiche. Se partecipa anche una società alla Costituzione dobbiamo essere almeno in 9. Subito dopo la Costituzione vi è un punto di forza delle cooperative che è la porta aperta, cioè la possibilità per una persona fisica o giuridica di richiedere l'ammissione ed entrare nella compagine dei soci senza passare dal notaio come accade in tutte le altre società. Allo stesso modo un socio che voglia uscire dalla cooperativa presenta una istanza di recesso, il Consiglio di amministrazione gliela accoglie e la mattina dopo esce dalla cooperativa senza, anche in questo caso, passare dal notaio come accade per tutte le altre società del nostro diritto. Questo è un punto di forza che consente una crescita importante delle cooperative. Abbiamo cooperative nel nostro territorio che sono partite con 9 o con 3 soci e che si ritrovano oggi diverse migliaia di soci iscritte nel loro libro soci. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. La nostra cooperativa è formata da 4 barche e diciamo ogni barca pesca per se stessa e a seconda delle stagioni noi cambiamo le reti e il modo di pescare, ecco. Adesso con l'inverno usciamo in mare in teoria di giorno per affrontare anche il freddo, no? Che si fa avanti e praticamente caliamo le reti alla sera per tirarle su alla mattina. E in questo periodo appunto calando le reti la sera, caliamo le reti per le sogliole, per le passere, per i branzini che fanno l'attraversamento del golfo, qualche ombrina e un po' di pesce misto, insomma è la stagione migliore per il pesce perché fa il passaggio dall'acqua bassa dove durante l'estate trascorre il periodo verso l'acqua alta per fare le uova eccetera eccetera insomma. E noi usciamo la mattina appunto, andiamo a tirare su le reti e poi alla sera torniamo indietro e portiamo in mercato dove la nostra cooperativa gestisce il pesce o lo vendiamo alle altre pescherie oppure la propria pescheria nostra fa la vendita diretta insomma del nostro pescato, ecco, che così i clienti sono anche parecchio contenti e vedo che c'è un flusso di gente notevole. E noi lavoriamo e peschiamo tutto l'anno, purtroppo ci sono tanti giorni di brutto tempo dove dobbiamo rimanere fermi e aiutiamo anche la cooperativa a lavorare in pescheria con un altro pesce di importazione e comunque le altre stagioni, ad esempio non so, in primavera inizia la stagione delle seppie, dei pagelli e le prime orate che si spingono sotto riva
poi d'estate il palombo, che è il pesce cane, diciamo così in poche parole, e poi d'estate diciamo è un po' il pesce azzurro, ma noi le barche per il pesce azzurro non le abbiamo perché abbiamo la piccola pesca, ecco. E quindi riprendiamo a settembre di nuovo con tutta l'attività delle ombrine, delle orate, dei branzini e quello che viene, insomma. Ad esempio il mese di novembre, ottobre ci sono tante giornate di brutto tempo e quindi in un mese possiamo anche lavorare 3, 4, 5 giornate in un mese, ecco, il pescato poi diminuisce brutalmente, però diciamo che l'ottimismo non ci manca, ecco, e quindi continuiamo avanti con questo lavoro bellissimo che non tutti sono capaci di fare, ma chi è capace di fare, chi soprattutto si impegna, dopo alla fine ci sono i risultati, ecco, per continuarlo a fare, per portare il pesce nella nostra pescheria di Via Battisti, con la cooperativa Megaride che si impegna ogni giorno per rendere contenti le persone triestine, insomma, dal cittadino triestino che mangia spesso e volentieri pesce ed è contento di questo.